Quarta corsa, premio Piscina Club Ippodromo. Sono 11 soggetti di 3 anni non vincitori di 2000 euro in carriera dietro le ali della macchina. All'1 Ellero, 2 Etienne La Torre, 3 Eldorado Spritz, 4 Elodie Sergio, 5 Emozione VF, 6 Eric Star. In seconda fila 8 Erika, 9 Elettro P, 10 Easter dei Giovi, 11 Eiolo, 12 e il gatto Jet. Il favorito è il numero 3 di Eldorado Spritz. Carmine Piscoglio per Andrea Sarzetto. Macchina che inizia a prendere velocità. E si parte con lotta per il comando. È veloce Etienne La Torre che prende la testa, largo Eldorado Spritz. In mezzo alla pista anche Eric Star veloce, ma è contenuto dai rivali. 4, sbaglia Elodie Sergio. Squalificato. Lungo la prima curva Etienne La Torre in vantaggio nei confronti di Eldorado Spritz al largo lungo la corda Ellero. Quindi è partita bene dalla seconda fila Elettra OP, il quale precede Easter dei Giovi. Poi ancora Emozione VF. E si completano i primi 400 metri passati in 31. In vantaggio Etienne La Torre che vuole correre al comando, ha lasciato di fuori Eldorado Spritz. Secondo in corda è sempre Ellero, seconda pariglia al largo per Elettra OP. I primi 600 metri della testa se ne vanno in 46,6. Passaggio davanti alle tribune con Etienne La Torre che guida, Eldorado Spritz al suo esterno, in mezzo alla pista puntata da parte di Il Gatto Jet. Rimane in seconda pariglia Elettra OP. Etienne La Torre che si mantiene in evidenza a metà gara, Numero passata in 10, 1-2-1. Esther dei Giovi, Eldorado Spritz che squalificato. inizia ad attaccare con decisione all'esterno perché Il Gatto Jet lo ha costretto ad accelerare. Poi ancora Elettra OP che perde qualche battuta in curva, così come Ellero che cerca di rifarsi sotto lungo lo steccato. Ha sbagliato Il Gatto Jet, viene in mezzo alla pista Erika, insiste Eldorado Spritz all'attacco di Etienne La Numero Torre 12, che si difende il lungo Gatto i birilli. Jet, Siamo a 400 metri dalla conclusione, la retta opposta alle tribune in 14,6, c'è l'errore di Eldorado Spritz e Numero così Etienne La 3, Torre Eldorado continua Spritz, in vantaggio nei squalificato. confronti di Ellero. Poi Elettra OP, ancora Eric Star in mezzo alla pista, Erika, la piegata conclusiva passata da Etienne La Torre in 15,3, la retta d'arrivo per Etienne La Torre attaccata al largo da Ellero che prova a scattare, Etienne che si difende, Ellero che attacca al suo esterno, Etienne che si difende, Ellero che ci prova ancora fin sul palo, Etienne La Torre che vince nei confronti di Ellero. Poi Elettra OP, 32 da arrivare, 1:16,2 il ragguaglio cronometrico, percorso di testa di Etienne La Torre e Andrea Esposito che è allenatore e guidatore. I colori della scuderia La Torre, la giubba però è quella di René Legati e della scuderia Indal. La vittoria del figlio di Varenne e Orléans B in percorso di testa. Respinge tutta strada Eldorado Spritz che si arrende di galoppo gli ultimi 400 metri. Nel finale Ellero che è scattato dalla sua scia al terzo posto finisce Elettra OP.